Buonasera, in tema di Pasqua e di Resurrezione abbiamo voluto sentire un artista agrigentino che riteniamo che con la Pasqua e la Resurrezione possa avere un forte nesso. E perché ve lo spiegheremo tra poco. Intanto vi dico di chi si tratta. È Pippo Calandrino, stimato e conosciutissimo artista, autore, regista, musicista, insomma talento a 360 gradi dell'arte. Ha una casa piena zeppa di testimonianze, manifesti, premi, locandine e foto che sono testimoni di una esperienza maturata nel corso di una vita spesa per lo spettacolo. Una vita che già dai primi anni 70 lo vede protagonista del folklore agrigentino con la partecipazione a prestigiosi festival internazionali in tutto il mondo e professionalmente impegnato in attività di avanspettacolo in tutta la Sicilia e con le migliori compagnie dell'epoca. Una figura determinante per la nascita del gruppo di musica popolare di Oscoli. Nel 78 entra come attore musicista al Teatro Stabile di Catania, dove rimane per diversi anni, prestando la sua opera anche al teatro Cat Commedia e ad Antenna Sicilia. Ha lavorato anche con noi di Televideo Agrigento, curando l'ideazione e la regia di diversi programmi. È stato autore di numerosi brani, ricordiamo per tutti Sagra, Messaggio d'amore, scritta come sigla della Sagra del Mandorlo in Fiore. Autore e regista, dicevamo, di vari programmi televisivi, opere teatrali, spettacoli di arte varia, regista storico della Sagra, direttore artistico di vari eventi in Italia e all'estero. Ricordiamo il Sannio Mondial Folk di Benevento, Viva Italia Festival di Chicago, oltre a poi una serie di riconoscimenti che ha collezionato nel campo del folklore internazionale, ricevendo il premio Palcoscenico nel 1996, il premio Due Mari, premio Pino d'Oro 97, Vivi Agrigento 2006. Insomma, abbiamo voluto un po' raccontare chi è Pippo Calandrino, perché da qui emerge proprio una vita dedicata proprio all'arte. Pippo, quali sono state le tue ultime creazioni? Buonasera a tutti, intanto ti devo dire che l'ultima creazione in ordine di tempo è un varietà, tu sai che è una delle mie passioni, è un varietà scritto nel periodo della pandemia e che ha visto la luce dopo il Liberi Tutti, aprendo addirittura la stagione del Teatro al Massimo di Palermo, dove siamo stati in scena per 10 giorni con Marco Simeoli, spalla storica di Proietti, e Lorenza Mario, regina del Bagaglino. È stata per me, devo dire, una magnifica esperienza e una bella soddisfazione. Però mi risulta che prima del varietà tu abbia anche pensato, scritto che possa esserti comunque dedicato a cose di un tenore diverso, è così? È vero, prima di questo varietà ci sono stati una rivisitazione del racconto del figlio il prodigo, scritta a 4 mani con il compianto padre Stefano Casà, che ci ha lasciati da pochissimo purtroppo. Poi c'è stato dell'Aurora, che è uno spettacolo interamente dedicato alla Madonna, e infine Rachamim. Rachamim, di cosa si tratta? Allora, Rachamim è un termine ebraico che mi intriga molto, perché indica quel misto di dolore e compassione che Dio in diverse occasioni nell'Antico Testamento ha dimostrato per l'uomo. Sono quelle lacrime che, come narra il Talmud, Dio stesso piange in segreto. Rachamim è quel misto di compassione, contorcimento di viscere che Gesù nel Vangelo prova, per esempio, per la vedova di Naim o per la morte dell'amico Lazzaro. E tutto questo si traduce, si può sintetizzare in un unico termine, che è misericordia. E lo spettacolo appunto vuole essere un viaggio nella misericordia di Dio attraverso i secoli.
Pippo, comunque possiamo rilevare che da quello che ci racconti c'è una tua fortissima attenzione in queste creazioni alle tematiche di natura prettamente religiosa. Come mai? Guarda, ogni creazione artistica credo sia frutto di ispirazione e l'ispirazione credo che sia la risposta a tutta una serie di emozioni suscitate dagli eventi della vita. E rimanendo in tema di Rachamim, io posso tranquillamente affermare che personalmente ho sperimentato la misericordia di Dio. Raccontaci, se vuoi, in che modo hai sperimentato questa misericordia di Dio. Ti dico subito che non è facile per me parlare pubblicamente di questo argomento perché credo che non sia facile, non è facile raccontare le emozioni che riguardano la tua sfera più intima e personale, ma di contro credo che dare testimonianza, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, sia un dovere. Sintetizzando al massimo, posso dirti che tutto inizia più o meno nel 2010, con un periodo della mia vita abbastanza doloroso e buio, un periodo di grande sofferenza interiore, un periodo aggravato anche dalla perdita di mia nipote in un tragico incidente. Un disagio interiore che, crescendo giorno dopo giorno, sfocia in un sentimento di ribellione totale verso tutti e verso tutto, e quindi soprattutto verso Dio. Tant'è che decido di scrivere un'opera più o meno blasfema che volevo intitolare Dizionario della bestemmia del nuovo millennio, un'opera volta a mettere in ridicolo Dio e tutte le religioni. E nel momento in cui mi accingo a stabilire temi ed impostazione di quest'opera, forte e chiara arriva la risposta. La bestemmia diventata invocazione, posso dire che il Signore ha risposto con la sua misericordia, cosa che mi ha completamente spiazzato. Non voglio entrare nei particolari, ma ti dico solo che, rifacendomi indegnamente a San Paolo, sono stato letteralmente disarcionato sulla via di Damasco e abbagliato da una luce accecante. E a quel punto ho capito che non potevo rifiutare di vedere quella luce, cioè non potevo far finta di non vedere. E una cosa che ho capito che dovevo spalancare, anzi, la porta a questa luce, perché il Signore non ci fa violenza. Se noi non apriamo la porta, Lui non entra. E poi, Pippo, cosa succede dopo questo momento di folgorazione? Succede che ti accorgi che dopo aver visto quella luce tutto il resto è ombra e piano piano cominci a guardare la vita da una prospettiva nuova, cominci a guardare la vita dall'alto, cominci ad abbandonare le tue abitudini e le tue certezze per lasciarti coinvolgere, o meglio, per meglio dire, sconvolgere da qualcosa che chiede di essere accolto con disponibilità. Ed è proprio la disponibilità la chiave di tutto, perché solo se c'è la nostra disponibilità Dio potrà fare tutto il resto. Io non sono cambiato, io sono sempre quello del varietà, sono quello delle barzellette, sono quello della musica, ma certamente è cambiato il mio modo di vivere e di vedere la vita. Ma qualcuno ti ha aiutato, ti ha sostenuto in questo percorso, nel corso del quale comunque ti sarai poste tante domande? Allora, guarda, apparentemente no, ma io sin dal primo momento mi sono sentito guidato in questo cammino e oggi, guardando indietro, ne ho piena conferma. Oggi ti posso dire che fin dall'inizio, puntualmente, mi è stato messo sempre accanto qualcuno che in maniera assolutamente inconsapevole, senza saperlo, ha fatto da gancio per accompagnarmi lungo un tratto di strada fino al punto successivo dove un altro mi prendeva in carico. Oggi
potrei farti con chiarezza assoluta una lista di persone che hanno avuto questo ruolo senza saperlo, a loro insaputa, chiaramente. Pippo, altri personaggi del mondo dello spettacolo a un certo punto della loro vita hanno tirato fuori e coltivato la propria spiritualità, proprio alla luce di questo che tu racconti, uno speciale incontro con Dio, ricordo Claudia Coll, Neck, Alessandro Greco. Tu possiamo dire che a un certo punto in questo percorso hai rilanciato, hai deciso proprio di metterti in gioco in maniera seria, facendoti anche alcuni anni di scuola teologica per i ministeri e diventando accolito. Io ho un grande difetto, metto sempre l'anima in tutto quello che faccio. Se qualcosa mi convince ci metto tutto me stesso, quindi è stato quasi naturale per me decidere di approfondire il più possibile, cercando di capire sempre di più e mettendoci, come si dice, la faccia. Quanto tempo ti impegna il comunque dover seguire, svolgere questa tua attività che comunque rispetto alla tua vita passata è nuova? Allora, intanto non credo che si possa definire un'attività. Accolito, secondo me, deve essere sinonimo di servizio, quindi significa mettere il tuo tempo, attenzione, non il tuo tempo libero, mettere il tuo tempo al servizio della Chiesa, e la Chiesa intesa come gli altri. Quindi non solo il servizio, quindi intesa come gli altri, quindi servizio agli altri, quindi non solo servizio all'altare quando serve, ma il servizio agli altri, soprattutto poveri, disabili e ultimi. Noi abbiamo fatto una breve chiacchierata prima di questa intervista e mi dicevi che durante questo tuo percorso hai incontrato tanta gente che come te era palesemente alla ricerca di qualcosa, gente bisognosa di risposte, di punti di riferimento, e questo addirittura ti ha spinto a radunare un gruppo di amici e formare un gruppo di preghiera che da diversi anni oramai si riunisce il lunedì pomeriggio presso la chiesa di San Nicola alla Valle dei Templi. Un gruppo al quale comunque non fai mancare la tua musica, oltre che la preghiera. È un bel momento di incontro che ormai da anni scandisce le nostre settimane. Ci unisce il comune amore verso la Vergine Maria ed è un modo gioioso di condividere le preghiere e di iniziare la settimana con serenità. Anzi, approfitto per fare un appello se posso. Il gruppo è aperto a tutti e ha il solo scopo di pregare insieme. Ogni lunedì a San Nicola, alla Valle dei Templi, alle 18, Santa Messa celebrata da Don Lillo Argento, nostra guida spirituale, e a seguire il Rosario Meditato. Ci trovate puntualmente a San Nicola, alla Valle dei Templi. Se volete, venite a pregare con noi. Pippo, ho qui in mano un CD che è il tuo inno alla Regina della Pace. È stato uno dei primi frutti, artisticamente parlando, di questa che non azzardo a definire la tua conversione. Prima ancora di questo brano so che hai scritto qualcosa di più lungo ed impegnativo, addirittura una commedia musicale. Vedo che sei informatissima, insomma, vedo che hai studiato. In effetti forse quella è stata la prima cosa venuta fuori dopo lo sconvolgimento, ed io la vedo come una risposta alla brutta opera che avevo intenzione di scrivere, di cui ti ho parlato prima. Si intitola Dal cielo una luce ed è una commedia musicale che pone l'attenzione sulle apparizioni di Medjugorje. Ed è un'opera che si sviluppa un po' in chiave autobiografica, perché narra la storia di uno scettico che per un errore di percorso finisce a Medjugorje, dove per un guasto dell'auto è costretto a restare una notte, e lì si troverà impelagato poi in un clima, in situazioni incredibili che in seguito poi gli cambieranno la vita, ma lui non lo sa.
E poi c'è Dell'Aurora, cos'è esattamente? Allora, dell'Aurora è uno spettacolo che mi piace definire un gala mariano, perché è una serata di gala completamente dedicata alla Vergine Maria. Prende il titolo da un conosciutissimo brano mariano ed è un alternarsi in scena di prosa, poesia e musica con attori, cantanti, musicisti e cori. Ed è uno spettacolo che abbiamo pensato di riproporre quest'estate. Pippo, siamo in chiusura di questa nostra bella, densa, ricca chiacchierata. Queste sono le tue ultime e rinnovate forme di espressione artistica, una creatività la tua che da sempre è stata capace di generare arte e bellezza e che ha ottenuto nel tempo notevoli successi di pubblico e di critica e che adesso si è allargata, abbracciando temi che abbiamo visto sono di grande profondità. Posso osare ancora dire che la tua vita ha subito una sorta di resurrezione? Assolutamente sì. In questi giorni in cui ci apprestiamo a celebrare la Pasqua, quindi qual è il tuo augurio al pubblico e il messaggio che dopo questo percorso vuoi lasciare in chiusura di trasmissione? Ma oggi viviamo, credo, in una società che ci regala centinaia di amici su Facebook e poi in realtà crea intorno alle persone la più profonda solitudine. Una società sprofondata nel buio dell'indifferenza e dell'individualismo. Risorgere significa uscire dal buio per andare verso la luce. Dal Vangelo di Giovanni ricordiamo il famoso episodio della risurrezione di Lazzaro. Gesù lo chiama per nome, gli dice Lazzaro vieni fuori e il morto uscì, dice il Vangelo, impedito dalle bende, eccetera. Lazzaro esce dal buio del sepolcro per andare verso la luce rappresentata da Cristo ed è il percorso che voglio augurare a tutti. Auguro a tutti di risorgere, di essere chiamati per nome per uscire dal buio ed andare verso la luce. Quella luce che ci consente di guardare le cose della vita dall'alto, con gli occhi di Dio, credo, e non dalle bassezze della terra. Cosa posso dire? Buona risurrezione a tutti. Grazie. E concludiamo qui questo spazio che abbiamo voluto dedicare ad un artista agrigentino che ci ha espresso come nella sua vita un nuovo percorso abbia potuto dargli una visione diversa, probabilmente un rinnovamento vero e anche una possibilità di vivere questa vita con maggiore gioia e maggiore consapevolezza di questo nostro passaggio terreno.